Il sole che splende su Pove e i suoi oliveti rende ancora più visibili i danni provocati dall'ondata che ha colpito il paese con strascichi fino alle case più in basso. Proseguono velocemente i lavori di sgombero e pulizia di strade e abitazioni. Oggi fortunatamente il tempo tiene e speriamo anche nei giorni prossimi, almeno ci dice il meteo così. I danni sono tanti, abbiamo un centinaio e più di case allagate e pian pianino stanno arrivando all'ufficio tecnico tutte le segnalazioni. Su vie e case sono ancora ben visibili i danni creati dalla forza dell'acqua. Noi abbiamo chiesto lo stato di crisi alla regione e quindi tecnicamente dovrebbe essere un mese, però speriamo che in settimana, al massimo la prossima, insomma, di avere tutte le segnalazioni in modo da riuscire anche a fare noi un bel pacchetto da portare in regione. Per questa zona un evento atmosferico di tale portata è del tutto inusuale. Noi siamo stati sempre fortunati a livello idrogeologico col Grappa che è carsico e con la zona boschiva non urbanizzata, quindi è stato un evento davvero che non ci aspettavamo. Un plauso anche a tutti quelli che si sono dati da fare fin dalle prime ore. Sì, assolutamente. Noi abbiamo cittadini volontari che si sono messi all'opera, abbiamo le associazioni, abbiamo avuto 14 squadre dei Vigili del Fuoco, abbiamo avuto 14 squadre della Protezione Civile da tutto il distretto e mi dimentico sicuramente qualcuno. ETRA ci ha dato una mano, gli operai, i dipendenti del comune. Diciamo che abbiamo avuto una macchina di sicuramente un 150 persone che giravano.